Ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e buongiorno di nuovo, ben ritrovato a Riccardo Ruggeri, che abbiamo il piacere di avere ancora con noi qui ad Auto da Fè. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Riccardo Ruggeri, lo sapete, è fondatore di Zafferano.news, un settimanale che se non conoscete farete presto a conoscere, è molto facile recuperarlo online, Zafferano.news, nato a Torino nel 1934, freschissimo novantenne, operaio Fiat, figlio e nipote di operai Fiat, amministratore di aziende del gruppo fino a quotarne in borsa una importantissima per eccesso di successo, come lui ha scritto nel suo libro Una storia operaia, poi licenziato, editore, scrittore e giornalista. Riccardo, ci risentiamo anche alla luce del fatto che tu ti sei inventato un'ultima incarnazione dei tuoi articoli. Dal cameo siamo passati al mini cameo, poi ci spieghi qual è la differenza sostanziale. Sta di fatto che in un ultimo mini cameo tu hai introdotto quello che sarà, tu presumi e prevedi il leitmotiv degli iscritti del tuo nuovo anno, del prossimo anno, del 2025, ovvero il concetto di patriziato contro versus plebe, in luogo di tutti i partiti di destra, sinistra, centro che tu prevedi sono forse destinati a frantumarsi, ciascuno al proprio interno. Questo 25 sarà caratterizzato anche da un'altra cosa, ma intanto cominciamo da qui. Allora, il concetto è questo, è che se noi osserviamo questi ultimi anni, la frantumazione dei partiti politici in Europa, dico, non solo in Italia, pare cominciata per tutto un insieme di cose, si frantumano e poi si ricostruiscono, no? Il più eclatante di tutti è stato il Movimento 5 Stelle, che dopo un numero abbastanza breve di anni si è frantumato. Poi come verrà costruito, se ne nasceranno 2, 3, questo non si sa. E questa è la cosa. Ovviamente quando avvengono queste cose è perché ci sono dietro dei fenomeni che le originano. Io ad esempio vedo un 2025 molto molto interessante dal punto di vista dell'Europa, dell'Occidente, perché dovranno arrivare al pettine un certo numero di nodi. Il più grande di tutto è senz'altro quello della guerra ucraina. Sì, su questo tu hai scritto un cameo diverso, ma ne parliamo magari tra poco. Ecco, mi interessava il concetto di patriziato contro plebe, che se vuoi è una radicale semplificazione del quadro politico. Mi viene da dire per certi versi, ma lo chiedo a te, è sempre stato patriziato contro plebe o c'è stato un periodo in cui la plebe si è elevata? Fino alla rivoluzione francese si parlava di patriziato e di plebe, non è che ci fosse e poi c'era la Chiesa, ma in fondo la Chiesa era assimilabile al patriziato per quanto riguarda i vertici e alla plebe per quanto riguarda i fedeli. Questo era lo scenario prima della rivoluzione francese. Quando c'è stata la rivoluzione francese, ma questa io non sono uno storico, solo un lettore, la mia sensazione è che la rivoluzione francese, al di là di tutto quello che c'è dietro, che si è scritto prima ma soprattutto dopo, perché le cose più importanti sulle rivoluzioni si scrivono dopo, non si scrivono prima. Per me, io adesso estremizzo, non è così chiaramente in termini storici, ma la vedo più come un colpo di Stato nel quale la borghesia, l'alta borghesia ricca dei commerci, del denaro, si stufa di avere questi corrotti, languidi aristocratici
quelli della brioche per intenderci, no? E decidono di fare il colpo di Stato, la pastiglia, tutte le cose. In realtà la plebe c'entrava poco, rimaneva quella che guardava le ghigliottinate in piazza, no? Questo. E quindi questa cosa credo che intellettualmente era una cosa molto intelligente, era molto meglio spaccare, anziché in due il mondo, spaccarlo in tre, mettendoci di mezzo la classe media, la borghesia, e di conseguenza la borghesia non quella di vertice, non quella altissima, ma una borghesia che era una specie di premio a quelli che si comportavano bene della plebe. La mia sensazione è che stiamo lentamente ritornando, perché molti della classe media si accorgono che probabilmente non sono tre le classi, ma sono ancora due, e quindi a seconda delle condizioni devono scegliere se considerarsi tra i patrizi, ma intesi come maggiordomi, no? Diciamolo brutalmente, oppure rientrare nella plebe. E io sono un caso classico di questo, no? Per 40 anni ho fatto parte integrante della plebe, e per 50 anni ho fatto parte del patriziato, seppur ad interim, no? Seppur non pieno, no? Perché io non sono nato patrizio, sono diventato per ragioni di status, per ragioni di censo e cose di questo genere. Ecco, a proposito di plebe, mi viene da fare una deviazione proprio di giornata, perché avrai visto che Draghi ha detto che il modello economico, l'ha detto oggi, basato sui salari bassi, non è più sostenibile. Sì, questo è una cosa veramente nuova detta da lui, no? Io personalmente l'ho apprezzato che l'abbia detto, perché praticamente la sua teoria, che poi era la teoria europea, la teoria della BCE, la teoria della Germania, di avere bassi salari per poter fare vendite all'estero, e quindi avvicinarsi ai costi di tutti gli altri, la sta abbandonando, no? Lui stesso lo ha detto. Non ha solo detto mi scuso, ma per il resto ha detto tutto. Ecco, ma è un patrizio che scopre che la plebe è troppo povera? No, io non considero Draghi un patrizio. Draghi è uno che è vissuto sempre insieme ai patrizi, come sono vissuto io quando facevo il CEO. Ma adesso, diciamo, si sta scoprendo che la plebe è troppo povera? Ma questo è il destino della plebe. Ecco, tu facevi riferimento in uno dei tuoi ultimi camei proprio a questo concetto di patriziato versus plebe in luogo dei partiti. I partiti sono destinati secondo te a venir modificati tutti? Tu hai fatto l'esempio dei 5 Stelle, tu cosa vedi all'orizzonte? No, ma io dico tutti, nel senso che effettivamente è sempre più difficile riposizionarsi, no? Cioè, quando tutto andava bene, quando il PIL cresceva, la ricchezza si distribuiva, la classe media faceva la bella vita degli anni 80 in particolare, noi eravamo tutti ottimisti sul futuro, cioè se te noti oggi di ottimismo c'è ben poco, no? Certo. Perché quelli che hanno delle disponibilità hanno paura di perderle, gli altri si capisce che l'ascensore sociale ormai è fermo da 20 anni e passa, e questo ha un significato, il fatto che questo sia fermo. Poi ci sono altri indicatori. Io ogni tanto, quando non ho niente da fare, vado
vado un po' su internet a cercare, a fare delle ricerche di che cosa fanno i figli dei patrizi, no? O i nipoti, perché i posti sono sempre meno, e quindi non è facile sistemarli. E curiosamente lavorano quasi tutti per lo Stato, no? Liberisti di giorno e statali a fine mese. Ecco, questa è una cosa interessante. Qual è il futuro, diciamo così, della plebe? Il futuro che tu intravedi per la plebe? E come la definiresti questa plebe prossima avventura? No, io penso che debba, cioè, sai come io la penso, e cioè che apparentemente sembro uno pessimista e scrivo delle cose molto critiche, però c'ho sempre questa idea che succeda qualcosa. Cioè, noi non possiamo prevedere niente perché è troppo complicato, le variabili, a parte che nessuno, solo Dio può prevedere il futuro. Noi non lo possiamo fare, però anche se tentiamo di farlo, a parte che il futuro è interessati la plebe al futuro, perché gli altri sono già a posto, il problema è difendere, no? Questo è il rapporto tra i patrizi, e che uno difende e l'altro vorrebbe avere, questo è lo scontro. In particolare la cosa è molto importante soprattutto per noi europei, perché in questi anni noi ci siamo praticamente, adesso estremizzo, ci siamo castrati perché ci diamo troppi obiettivi. Cioè, se te senti parlare la nostra linea gerarchica dal Presidente della Repubblica in giù, tutti, quando succede un fatto, dicono tutte le stesse cose. Questo è prioritario, no? Viene un'inondazione e dicono questo è prioritario, ma nel momento che lo dici per 10 cose, più nessuna è prioritaria. Già. No? E questo è il punto. Quindi viviamo di chiacchiere, perché se fossimo io ad esempio, se fossi io al potere, al quale credo moltissimo al territorio, e sappiamo che ci vogliono 40-50 miliardi da spendere nell'arco di 7-8 anni, e per me quello lì sarebbe più prioritario di tutto il resto. Però non puoi dire che ci sono 5 cose prioritarie perché non hai i soldi. Certo. Infatti vedi che noi facciamo tutte le chiacchiere sui diritti civili perché tecnicamente non costano niente. Certo. E allora poi in realtà non è vero che non costano niente, perché cambiano la cultura, cambiano un'infinità di cose, però apparentemente non costano niente. Certo, non devi stanziare nulla nell'immediato. Certo, però non funziona, vedi come adesso. Adesso è venuto 5 anni fa la commissione Ursula diceva che il clima era al centro di tutto, e di conseguenza ha realizzato questa decisione, questa direttiva dell'auto elettrica. Adesso non parla più dell'auto elettrica, che è un disastro, ma parla delle spese per la difesa. Allora, anche qui, secondo me, quando tu parli della difesa, se te parli con i generali ragionano non per problemi ma per scenari. Sì. Ma a un generale tu gli devi dare, non dico un ordine, gli devi dire: ma chi è il nostro nemico? Perché se non dici questo, non sai che armi prendere. Guarda quello che è successo in Ucraina. Sì. Noi altri abbiamo detto che gli diamo le armi, ma in realtà loro avevano, poiché Putin ha scelto come
tipologia di guerra, di farla anziché coi missili e coi bombardieri, di farla nelle trincee e con gli obici da 90. Sì, all'antica. All'antica. E noi tutte le fabbriche di obici le abbiamo smantellate 40 anni fa. E quindi noi non glieli possiamo, non so se hai letto, Putin spara 10.000 obici al giorno e noi non siamo in grado di fornirgliene più di 2.000, perché non abbiamo più le fabbriche. E l'obice è una stupidaggine, perché è semplicemente un bicchiere rovesciato di piombo da riempire di dinamite. Come non siamo in grado di farli? Come dire, mancano le basi. Sì, perché è per questo che dico, vuoi spendere i soldi, il 2%, il 3%, ma che cosa compri? Qual è il nostro nemico? E questo è il tema. Ecco, infatti in Europa è una domanda alla quale sarebbe difficile rispondere da parte dei vertici della Commissione europea. Non ci sarebbe mai passato per l'anticamera del cervello che l'Ucraina era un nostro problema, no? Ecco, però tu dicevi prima, a proposito di questo 2025 dovrà essere un anno risolutivo. E tra le altre cose qui... C'è molte possibilità che sia risolutivo, sì, perché c'è un grande vantaggio. Il più fortunato di tutti in questo momento è Trump, che ancora prima di... perché questo è il suo problema, è che lui ha capito che o la risolve prima di venire eletto, poi non è così facile farla dopo, certo. Quindi lui sta puntando tutto su fare l'accordo prima. È chiaro che lui ha delle armi che Biden non aveva e che non c'ha nessuno, perché lui ha la spregiudicatezza per dire agli europei, potrebbe dirgli occupatene voi. E dice, ma noi no, dice, guardate, o ve ne occupate voi o io me ne vado dalla NATO e noi saremo morti, quindi faremo ciò che ci dice lui. E la stessa cosa può dirla Putin, perché il discorso non tanto delle sanzioni, perché sai, le sanzioni colpiscono i russi ricchi, che sono pochi, perché gli altri russi delle nostre sanzioni se ne fregano altamente, sì, perché sono sostanzialmente contadini, cioè solo dei primi 2 fusi orari siamo interessati, ma ne hanno 11 loro. Quindi capisci che quelli che sono in Siberia, quelli hanno le sanzioni non gli fanno né caldo, certo, né freddo. Certo. A proposito di guerra, tu hai scritto, accennavamo poco fa, un cameo diverso dal solito, no? Una ballata in versi liberi dedicata a Volodymyr Zelensky, a Vladimir Putin e appunto a Donald, no? Per conoscenza a Donald. Per conoscenza al presidente Trump. Hai cercato di fare un momento di riflessione alta sulla guerra ucraina, ma hai notato una cosa molto interessante, te la lascio commentare. Questa ballata ha attratto molto meno di una osservazione, un tweet che tu hai fatto su un tema molto più banale, se vogliamo, cioè che ogni anno che passa i mercatini natalizi somigliano ai discount e ti intristiscono. Ebbene, per questa osservazione hai avuto molte più reazioni che non per la guerra. E questo fa seguito anche a quello che tu hai definito il flop del tuo libro su guerra e poesia. Che morale ne hai tratto? È come se chi legge rifiuti in ogni modo la guerra, ma li capisco, di parlare della guerra, ma li capisco perché anch'io non ho scritto niente sulla guerra, perché non puoi scrivere, qualsiasi cosa scrivi sbagli, perché o sei di Putin, ti definiscono o putiniano o antiputiniano solo per un verbo. Capisci? È un po' come il discorso dei vaccini, non si può scrivere niente perché c'è subito questa roba che ti vanno a vedere, a sezionare le parole, e quindi noi come Zafferano abbiamo, però con la poesia, i miei non sono versi liberi, quindi non è che però la cosa curiosa è che io per scrivere quello ci ho messo 6 mesi, non 6 mesi continuativi, ma poi in fondo dentro c'è la mia vita,
uno degli ultimi che la guerra l'ha subita, addirittura ferito e tutte queste cose qui. Per cui la guerra per me è una cosa importante, non mi passerebbe mai dall'idea di andare in un salotto e pontificare sul fatto che bisogna mandare in guerra i nostri figli o nipoti, no? Io non riesco a pensare una cosa simile. E quindi ho fatto tutto questo, allora ho capito che c'era qualcosa che non andava, o così per gioco, poiché mi occupo di comunicazione, per gioco nello stesso tempo in cui ho postato questo Cameo, ho fatto un tweet. Per me i tweet, come ho scritto, sono degli sputi intellettuali, no? E infatti io ci metto, per scrivere un tweet ci metto 1 minuto o 2. Per l'altro ci ho messo 6 mesi e una vita. E questo tweet stupidissimo, cioè è una bella osservazione dire che appunto le bancherelle mi sembrano più dei discount ormai, prodotti scadenti, tutta roba, e che quindi mi dava tristezza. Ecco, allora pensare che un numero doppio, più che doppio, di lettori privilegia quello rispetto a un discorso strutturato, poetico, quindi una cosa in cui addirittura non prendevo posizione, ma parlavo di loro due morti, no? Cioè, quindi in termini poetici loro due erano morti, si ritrovano nella steppa come viandanti, no? Quindi una cosa che aveva uno suo significato poetico anche, no? E quindi, ma non che sia, cioè, ovviamente sono rimasto deluso. Poi allora ho scritto un altro tweet parlando appunto, e di colpo questo qui ha avuto 10 volte, 20 volte tanto di tutti e quegli altri due. Quindi voleva dire che avevo toccato, e oggi un sacco di persone scrivono su questo tema, che era il tema appunto del patriziato e della plebe. E della plebe, no? E dei poteri forti, cosiddetti. E dei poteri forti, che è questa parola che non ha nessun significato, che siamo noi solo perché a seconda dei casi noi pensiamo che il potere forte sia Soros piuttosto che il WWF. Può darsi che lo siano, ma il quesito non è questo. Il quesito è molto più complesso, perché il potere, specie nel mondo occidentale, è molto diffuso, è più come quegli hotel diffusi, no? Che prendono un villaggio e lo trasformano in tante camere, e poi con la cosa centrale. Quindi è molto complesso oggi andare dietro anche al potere. Ecco, Riccardo, abbiamo circa 6 minuti, poi ci sono tanti altri argomenti dei quali vorrei parlare con te, ma ci riserviamo di farlo, se tu sei d'accordo, anche in un prossimo futuro. 2 però li voglio toccare, perché la distinzione, o meglio, la bipartizione delle classi sociali tra patriziato e plebe, tu hai scritto in un bellissimo pezzo, peraltro un bellissimo cameo per i tuoi 90 anni, te lo sei autodedicato, che è stato uno dei lasciti dei tuoi genitori, no? Quello di averti insegnato che non ci sono alternative a queste 2 eterne classi sociali. O sei patrizio o sei plebeo, e tutto il resto è chiacchiericcio. A proposito di chiacchiere, fuffa. Tu parli di 3 insegnamenti fondamentali che ti hanno lasciato la tua mamma e il tuo papà. Ce li vuoi ricordare? Perché sono interessanti, credo, anche per tutti noi. Ma direi, poiché tu ce l'hai sotto mano, perché sì, mi piacerebbe. Ecco, perché il punto primo che tu... sono talmente sintetici che esatto, perché... spenderei tante parole, mentre invece... Guarda, così te li riassumo io, e poi tu ci fai un commento sopra, perché sono appunto sinteticissimi. Primo, stai fuori dalla politica, perché i patrizi sono figure losche.
sanno essere nello stesso tempo fascisti, comunisti, liberali, atei, baciapile, quindi destra, sinistra e centro per i patrizi sono la stessa cosa. A capo di tutto, con maschere diverse, ci sono sempre loro, che posseggono la verità e guai a contraddirli. E qui noto un certo qual sarcasmo empirico, un empirico sarcasmo. Fermiamoci al primo. Ecco. No? 2 parole sul primo. Io, ad esempio, essendo vissuto 90 anni, ho visto il passaggio dei patrizi. Ai miei tempi, chi erano i patrizi? I patrizi erano i grandi proprietari terrieri o i primi grandi industriali come Agnelli, il senior, no? Ed erano chiaramente di destra, perché il loro rappresentante che presentavano, perché aveva un volto più accattivante, era Giolitti, no? E non erano altro, Giolitti non era altro che una coppia brutta di Cavour. Cioè i ricchi i patrizi erano di destra. Succede la guerra e i patrizi li ritrovi tutti tra i democristiani. E a partire tra i democristiani, che poi voleva dire il pentapartito, no? Dove dentro c'era il Partito d'Azione, c'era i liberali, i repubblicani derivanti dal Partito d'Azione e così via. Se guardi oggi, i patrizi sono di sinistra. Quindi che significato ha questa parola destra, se nell'arco di 90 anni sono passati dalla destra al centro alla sinistra? Sono sempre loro e posseggono la verità. Loro. E guai a contraddirli. Che ogni volta quando loro sono al potere, guai contraddirli. Quando erano di destra bisognava essere di destra, quando erano di centro bisognava essere di centro, e quando di sinistra bisogna essere di sinistra. Ma capisci che è una stupidaggine, è una cosa seria. Alla quale tu ovvi con il terzo insegnamento, poi parliamo brevemente del secondo, dei tuoi genitori, cioè coi patrizi la strategia è silenzio e ironia per sopravvivere. Difendi con ogni mezzo la tua dignità, ma non mai combattere per conto loro. Sì, perché il discorso, io che ci sono vissuto 50 anni con loro e ci vivo tuttora, no? Ci vivo tuttora, perché come in quel cameo lì io, poiché devo decidere, il testamento in termini economici è già fatto, in termini rimane solo la tumulazione della salma, no? E allora io dico, ma visto che a Torino il cimitero di Torino è che quando entri a destra ci sono i ricchi, io ho detto portatemi in un altro posto perché ci sono vissuto 50 anni e mi sono trovato bene, non è che abbia delle cose, però preferisco tornare nella terra contadina, ecco. L'ultima cosa delle 3 che ti hanno insegnato i tuoi genitori, la trovi vera anche questa? Rispetta le leggi dello Stato, compresi i magistrati, ma sappi che se dovessi capitare nelle loro grinfie, per te, plebeo, non ci sarà mai un giudice a Berlino. È stato così? È assolutamente così, ma credo che lo proviamo tutti, no? Cioè quello che sta, ma neanche quello che sta succedendo, è entrato proprio in questa ottica. Cioè prima non c'era dubbio che, infatti si diceva ci sarà un giudice a Berlino, no? Per dire che se sei un plebeo il tuo destino è segnato, ma il discorso lo vediamo chiaramente. In Italia è un più mascherato, ma negli Stati Uniti è chiarissimo il discorso. Se te sei povero, non sei in grado di pagare la cauzione e vai in galera. Se sei ricco, paghi la cauzione e non vai in galera. Riccardo, ci rimane meno di un minuto. Io faccio solo in tempo a introdurre, ma ne parleremo a parte e in un'altra occasione a questo punto, anche un'altra novità del 2025, del tuo 2025, il tuo Grand Tour in giro per l'Italia, in presenza e in streaming, centrato su una questione, un'idea organizzativa
per il prossimo secolo, anzi per il XXI secolo. Sì, allora questa è una scelta importante per me, è un po' importante perché ho deciso di rendere pubblico questo studio che faccio come secondo lavoro dagli anni 60 senza averne mai parlato. È uno studio sulla un'idea organizzativa che vale per tutte le organizzazioni umane, siano essi lo Stato piuttosto che le aziende. È un'idea centrata su 4 parole che già oggi ci sono, e cioè delega, selezione, formazione e leadership, che nella mia visione via via è andata cambiando, e adesso ho una visione definitiva per me, evidentemente, che intendo illustrare. E il mio problema era come fare a comunicare questa cosa. Ho detto, se avessi avuto 60 anni avrei fondato una società di consulenza e avrei fatto dei soldi. Se avessi 75 anni avrei cominciato a scrivere un libro. A 90 anni posso solo andarlo a raccontare in giro per l'Italia come un menestrello, ecco, perché non vendo niente, regalo un'idea, ecco, questo è Allora, questa del menestrello è una bellissima immagine. Ne riparleremo allora più dettagliatamente prossimamente. Grazie a Riccardo Ruggeri. Grazie molte a tutti.